Amici di Fanner, appassionati di calcio a 5 nazionale femminile, benvenuti al Pala Olgiata, dove l'Olympus Olgiata e la Lazio si giocano la penultima giornata della prima fase di questa Serie A d'Elite. La Lazio in divisa bianco-celeste, che si schiera con i seguenti effettivi: Menichelli, Mercuri, Lisi, De Biase, Siglari, Lusileia, Violi, Brandolini, Corio, Collalti, De Angelis e Cacciola. Per quel che riguarda invece l'Olympus Olgiata, Di Biase, Galani, Turiaga, Sorvillo, Rovere Navarro, Schirò, Salemi, Bonci, Quarta, Villani, Sergi ed Esposito. I tecnici sono per la Lazio l'ex Roberto Lelli, dall'altra parte il tecnico per l'Olympus è Marco Abati. Olympus che attacca da destra verso sinistra in maglia blu e inserti grigi, Lazio che risponde da sinistra verso destra con la consueta divisa bianco-celeste, l'Olympus che si schiera con Di Biase, Sorvillo, Iturriaga, Rovire Navarro e Sergi, Lazio che invece si schiera con Cacciola, Violi in posizione di ultimo, Lisi, anche lei l'ex, Siglari, i due laterali, di fronte in attacco Lusileia. Tutto pronto per l'inizio del match, primo possesso palla per l'Olympus. Sul pallone ci sono Sergi e Rovire Navarro, direttori di gara, che aspettano l'ok dei due portieri, che arriva in questo momento. Inizia il match. Sorvillo, manovra verso il capitano Sergi, quindi Iturriaga, pressata dalla Lazio. Sergi non riesce ad arrivare sul pallone, Siglari la riconquista e attende che esca in rimessa laterale in favore della Lazio. Violi, sempre Marcella Violi, Lusileia, l'ex pallone d'oro da Perlisi, Lusileia, Siglari, Lusileia chiede l'un-due a Lisi, che in posizione di pivot scarica per Violi, se la porta in avanti Violi, colpisce male, poi al volo Lusileia, spedisce altissimo. Lusileia che l'anno dello scudetto si dimostrò un vero e proprio alieno anche qui alla Pala Olgiata, con delle reti fenomenali contro un Olympus allora decisamente diversa, allenato da Marco Donzelli. Violi chiede scambio a Siglari, quindi Lisi, Lusileia, Violi, Lu a sinistra per Lisi. Lazio abbastanza rapida nel giro palla, Olympus però ordinata, male Siglari nel controllo, l'ex giocatrice e quell'anno dello scudetto capocannoniere della Pro Regina. Lazio fortemente rivoluzionata quest'anno, ma Lelli ha saputo davvero costruire una squadra molto interessante che sta riscuotendo risultati ben oltre le aspettative. Infatti sono due le straniere in questa rosa, quella rosa che poteva contare dei fenomeni in una squadra come ad esempio Blanco, Seli Gagliardo, Nana e ovviamente la qui presente ancora Lusileia, Iturriaga, Sergi, Iturriaga, l'ex Montesilvano per Sergi. Violi gli scaglia il pallone addosso e c'è dunque rimessa laterale per la Lazio. Lisi, Lu, Siglari, Lusileia, Violi, Lisi prova ad accelerare, a chiedere lo scambio a Lusileia, se n'era andata alla grandissima Lusileia, fallo su di lei. Chiama lo schema della panchina Roberto Lelli.
in due sul punto di battuta, Siglari e Lusileia, va Lu, l'appoggio male però per Lisi che scivola al momento di cambiare direzione e di andare verso la porta, rimessa laterale per l'Olympus, Sorvillo butta nuovamente via il pallone, Lisi, Marcella Violi apre a sinistra per Siglari, lo scambio con Lu, prova a girarsi Lu, deve essere braccata la numero 10 dalle avversarie per non creare qualcosa di pericoloso. Lu in fase di transizione, Violi di testa, e due squadre che non hanno costruito nulla fino a questo momento, sono passati 2 minuti e 50 secondi effettivi, sempre 0-0 qui alla Pala Olgiata. Sergi si accentra, Sergi la cerca Violi, Sorvillo deve intervenire, il pallone era corto, Lusileia era in agguato, Iturriaga cerca di resistere a lui, perde poi il contrasto Iturriaga, c'è rimessa laterale sulla quale va Tati, Siglari avanza, detta il pallone per Tati, poi si va da lui, scavetto verso Siglari che è scivolata, impatta solo Di Biase, le due si chiariscono, il primo affondo tentato dalla Lazio che non porta a niente, c'è rimessa dal fondo, Iturriaga, Scavino, Sergi, il controllo col sinistro, era una palla interessante per Sorvillo, erano 3 contro 1, la spreca però Sergi. Iturriaga, Sergi, Sorvillo, Iturriaga, tocca Siglari, quanto basta per dare rimessa laterale all'Olympus? Rovira Navarro, in appoggio per Sergi, Iturriaga, era una finta, ben riuscito lo scambio dall'Olympus, Iturriaga non impatta bene il pallone, rimessa dal fondo per la Lazio. La squadra di Lelli conduce il pallone con Siglari, poi Violi, quindi Tati, a destra per Violi, Lu, il controllo fronte alla porta del capitano della Lazio, prova ad accentrarsi Lu, l'apertura a destra e per Tati il controllo di destro, sempre di destro, il piede preferito, prova a mettere in mezzo Di Biase, portiere di grande qualità, riesce a controllare, a dare a Rovira Navarro che riparte da sola, aspetta Sergi che va a calciare, dall'altra parte Violi riesce ad intercettare, cerca di far ripartire le sue, Lu, quindi per Siglari, Tati, Lusileia, Siglari, Lu, Tati, Violi, Lusileia, cambio di passo di Lu, se ne va, Sergi deve fare un grande intervento, Violi, tocca corto per Lu, Lu esplode il destro, chiude troppo la conclusione, finisce fuori. Iturriaga, quarta, Tati, sinistro di Tati, il controllo del numero 4, grande qualità da parte della giocatrice della Lazio che si guadagna rimessa laterale anche con caparbietà, va a giocare sempre Tati verso Lusileia, spazio Lu all'altezza della tre quarti, l'apertura a destra per Siglari, occhio all'1 contro 1 dal numero 7 che si perde il pallone e poi lo dà a Tati in mezzo per Siglari, se l'era quasi persa quarta, Di Biase non ha fatto quel passo in più che forse poteva servire. Di Biase, Villani, Ripetto Villani, Sorvillo, male Sorvillo, De Angelis, l'ex acquedotto, Tati, si gira Lu, subisce il colpo di Iturriaga, resta in piedi Lusileia, ripartenza dell'Olympus, scivolata di De Angelis, sempre il pallone per Lu, Lusileia,
Di Biase, il pallone resta giocabile, sempre per Lu che mette in mezzo. Di Biase la fa sua. C'è angolo però per la Lazio che preme fortemente, sta facendo la partita. Sicleri, scavino per Lusileia che incrocia, ha cercato il gol sensazionale, poi va a dare il cambio alla compagna. È Brandolini, ex Montesilvano, Maria Quarta, Sara Turriaga. Palla di ritorno per Maria Quarta. Complicato arrivare sulla sfera da lì. Cacciola. Tati. De Angelis. Lisi. De Angelis. Lisi e poi Brandolini. Tati. Brandolini si nasconde dietro le linee. Lisi che ora riceve, prova a calciare, si guadagna forse l'angolo, anzi rimessa dal fondo. Ha tentato sulla linea dell'out Brandolini. Tati. Lisi. Tati. De Angelis. Tati. Brandolini. Lisi. Fallo su Lisi, poi pallonata sul volto di Villani, rimane a terra Lisi. Si riparte dal calcio di punizione guadagnato da Lisi, andrà Lusileia. Lui, il tocco corto, palla messa in mezzo sull'esterno della rete. Di Biase lancia lungo, la fa sua Cacciola. Tati. Lu. De Angelis, Lusileia. De Angelis, Lusileia. Da destra entra nell'area di rigore, il pallone è uscito secondo l'arbitro. Di Biase, Villani chiama l'uscita pressing, l'Olympus deve buttarla via. È rimessa per la Lazio. Brandolini lascia De Angelis, quindi Tati. Lusileia. Tati! Incrocia il destro che termina fuori. Bella occasione della numero 4. Di Biase, Villani. De Angelis si impegna ed è rimessa laterale per la Lazio. De Angelis invita a distanza a Villani, il direttore di gara. Lusileia se la porta sul destro, Lu apre per Tati, ha un buon destro Tati, rientra stavolta sul sinistro, non esplode, scarica per Lu, apertura a sinistra. Olympus che fa buona guardia centralmente, non concede il tiro scoperto alle avversarie. Sergi gioca lungo, Villani controlla, marcata da Violi, esce palla al piede Brandolini, guadagna campo, si ferma, Violi, De Angelis, Brandolini di prima per Violi, di nuovo Brandolini. Stavolta il pallone per l'Olympus, ha toccato la numero 14, allora Rovira Navarro può dare a Villani. Gioca verso il centro, controllo di Rovira Navarro, Sergi, Villani, Sorvillo, Sergi, Lusileia, esce palla al piede Lu, sfida due avversari, aspetta la compagna, lo scarico è per Benedetta De Angelis, chiusa da Rovira Navarro, contro ripartenza Olympus. Perso questo pallone, Villani si impegna per tenerla giocabile, ci riesce e allora Sorvillo. Rovira. Sergi, cambio, rientra Turriaga, esce Villani.
Iturriaga cerchiata dagli avversari, esce alla grandissima Sara Iturriaga. Poi non è favorita dal contrasto, cioè rimessa laterale per la Lazio. Quasi metà partita, sempre 0-0. Siclari, Lu, nuovamente Lu. Siclari ha tanto campo, prende velocità, si ferma invece di calciare, non aveva spazio verso la porta. De Angelis, scarico per Violi, Lu, Siclari, Lu, gioca male in avanti, seconda palla persa da parte di Lusileia, l'espressione non contenta, la numero 10, Siclari, Lusileia, De Angelis si mette in moto, ci arriva De Angelis, la tiene anche giocabile, da premiare il suo movimento con la rimessa laterale per la Lazio, giocata verso Lu, mette in mezzo Lu, De Angelis, Violi, Siclari, Violi, Siclari, Lusileia, Siclari, a destra per la compagna nuovamente Siclari, Violi, e il pallone carambola addosso alla stessa numero 7, c'è quindi rimessa laterale per l'Olympus. Rovira Navarro, Tati, Siclari, si accentra Siclari, fa tutto da solo, da sola, se la perde. Iturriaga, Sergi non arriva, poi scivola sul parquet, si rialza la numero 21. Violi, Tati, Violi, Siclari, Lusileia, Iturriaga, prova a fare tutto da sola Iturriaga, Tati la chiude, rimessa dal fondo, Violi, Tati, Lusileia, Tati, Violi, 1-2 che non si concretizza, Di Biase, la gioca lunga per Iturriaga, bello appoggio di testa per Sorvillo, da Sorvillo a Villani, sull'out laterale, Violi chiude, è rimessa laterale Lazio, direttore di gara che fino a questo momento non ha praticamente sbagliato nulla. Tati, Lusileia, Violi, Lisi, Violi, Lisi, Tati, va Tati, sul secondo palo si attarda Violi, pallone abbondantemente fuori, 8-19 alla sirena di metà partita, sempre 0-0. Lisi, Tati, Lusileia, Violi, scivola al numero 13, Iturriaga, Villani, Sorvillo, Iturriaga, Villani, Tati, Villani, Lisi, c'è fallo sul numero 7. Tati, Lusileia, si accende Lu col sinistro, il pallone termina in rete, non perfetta Di Biase, 1-0 della Lazio che segna col suo pezzo forte Lusileia. Lazio che aveva costruito solo una palla gol fino a questo momento, 0 quelle dell'Olympus, viene premiato il
predominio territoriale delle biancocelesti che ora affondano con Siglari che cerca subito il colpo del KO per l'Olympus che risponde con Sergi, si appoggia Iturriaga, l'appoggio corto per Sorvillo, grande uscita in anticipo, poi Tati con sinistro Tati! 2-0 Lazio, in 40 secondi l'Olympus è sotto di 2 reti. Non un bel minuto, time out Olympus. Time out terminato, chiamato da Abati. Olympus colpita da 2 reti delle 2 straniere. Adesso la Lazio sta continuando a fare la partita. Siglari Corio, Tati, Siglari, Corio, Siglari, Siglari incrocia e stavolta Di Biase compie un autentico miracolo su Corio sul secondo palo. Lazio che continua a premere, Tati se la perde, ripartenza Iturriaga. Si accentra Sare Turriaga, la porta sul sinistro, passaggio fuori misura per Sergi. 6:19 al termine del secondo tempo, il risultato è sempre di 2-0 per la Lazio. Lisi, Villani, Siglari, Lisi, Tati, Siglari cerca Lisi, Villani, Siglari, Villani, Iturriaga, rischia Iturriaga, Di Biase non può toccare il pallone, Sorvillo, Iturriaga prova a guidare l'Olympus alla rimonta, Iturriaga un bel pallone per Sorvillo che si guadagna rimessa laterale. Sare Iturriaga, pallone per Salemi, quindi Corio addosso a Salemi, Tati riparte e cerca il pallone geniale per Siglari, fuori misura però. Iturriaga, Salemi, Sorvillo, Iturriaga, Salemi, Sorvillo, Sergi, fallo di Lisi e poi il destro di Salemi che finisce fuori. Cumulativo assegnato dal direttore di gara. Lisi, Corio, Siglari, Iturriaga esplode il sinistro, Iturriaga, Sergi, Iturriaga, Sergi, Corio, Siglari, se la porta sul sinistro Siglari, Sergi col cuore l'Olympus ora, con Sergi avanza nuovamente al numero 21, c'è fallo su di lei, si continua a giocare, arriva ora la chiamata, era stato dato vantaggio.
Sorvillo, va lei col destro, alto di poco. Cacciola, Lusileia, Salemi di testa per Iturriaga, avanza Iturriaga da destra per Rovira Navarro, cerca lui, anzi trova lui, scusate, cercava Salemi. Iturriaga di suola. Iturriaga, Sorvillo, destro di Sorvillo, fuori. Cacciola. Finisce a terra lui, si rialza. Rovira Navarro. Brandolini, Violi. Lusileia. De Angelis, Salemi, lotta Salemi. Si crea l'opportunità di tiro, poi trova Brandolini. Violi cerca lui, Iturriaga, fase confusa della partita. Prova Iturriaga a prendere per mano l'Olympus. Rimessa laterale per la squadra di Abati. Sta per giocare Iturriaga. Corto per Villani che si trova il rimpallo addosso. Violi, scavino per Lusileia, spizzata di testa. Salemi, Violi, Brandolini, Villani, Villani! E stavolta ci vuole un grande intervento di Cacciola a mettere in angolo. Lusileia in ripartenza, 2 contro 1, c'è anche Violi, prova a coprire Iturriaga, Lusileia da per Violi, perde forse il tempo, Violi, porta vuota, Brandolini, mirata da Iturriaga. Destro da fuori di Lusileia, 2:35 al termine. Deve rimettere fuori dall'area di rigore Di Biase. Iturriaga cerca scarico laterale, lo trova in Salemi. Tocco di Violi. Di Biase, Iturriaga, stessa uscita, anzi no, Iturriaga fa tutta una sola, sfrutta il blocco di Rovira Navarro. Violi. Lusileia, Violi, Lu, Brandolini, Lusileia, De Angelis, Brandolini, De Angelis, Villani, bella uscita in anticipo su Lu che non spreca il fallo. Salemi, fa tutto da sola Salemi, calcia alto. Tati, Lusileia, Lusileia, Di Biase, Brandolini, sbaglia il controllo.
Iturriaga, Villani. È stato un tocco di una giocatrice della Lazio. Villani, Rovira, De Angelis, Tati non arriva, Villani lascia Di Biase che la gioca corta sempre per Villani, colpo di testa di Brandolini, De Angelis, 1-0 al termine del primo tempo, 2-0 Lazio sull'Olympus Olgiata in questa prima frazione. L'affondo a metà del primo tempo delle biancocelesti, in 40 secondi 2 reti che hanno colpito a freddo l'Olympus, anche se il possesso del pallone è sempre stato di fatto delle biancocelesti. Brandolini, Lu, De Angelis, Di Biase, Iturriaga, prova a chiudere in avanti l'Olympus, Sergi, Tati, Lusileia, De Angelis, si ferma De Angelis, perde il pallone, lo ottiene Sara Iturriaga, mancano 16 secondi al termine, ultima occasione per l'Olympus. Iturriaga, Sergi, Iturriaga, un'occasione di tiro per l'Olympus, Villani passa il tempo, chiede lo scambio a Sergi, Tati gliela tocca addosso, è rimessa laterale per la Lazio. 6 secondi al termine, Tati, Lusileia, calcia da lontanissimo e termina qui il primo tempo, 2-0 della Lazio. Ripreso il match al Pala Olgiata, si è ripartiti dal 2-0 della Lazio sull'Olympus, marcature di Lusileia e Tati. Siga rientra in area di rigore, ma è uscito il suo pallone che poi viene calciato in porta da Lisi. Iturriaga, Villani, Violi, Siclari, Violi, Siclari, Iturriaga, dribbling di Iturriaga, poi arriva Siclari e Violi, scusate, a chiudere, Sergi, Iturriaga, Villani, Sergi, Sorvillo cerca di calciare, chiusa la numero 5. Cacciola cerca e trova lui, si gira Lusileia, guadagna campo, Di Biase in angolo, pallone messo in mezzo forte e Lisi. Lusileia, Violi, Lu, Siclari, Lusileia, Lisi, Violi, Lisi, chiesto l'1-2, bella finta di Villani. Lisi intercetta, fa tutto da sola Lisi che poi va a calciare, Villani ha cercato di rimediare con un intervento in tackle.
Iturriaga, Sorvillo, Lisi, Iturriaga, Villani, Sergi, gli ruba il pallone Lisi, se ne va Lisi, cerca, poi Lusileia va a calciare, ancora male Di Biase, doppietta per Lusileia, 2 errori però dell'estremo difensore dell'Olympus. Iturriaga, serve il cambio di marcia per l'Olympus per riaprire una partita chiusissima da tutti i punti di vista. La Lazio sta meritando la vittoria. Villani sotto le gambe dell'avversaria, Sorvillo da destra, ci pensa un attimo, viene chiusa, rimessa laterale, messa in mezzo, se la trova sul corpo Cacciola, poi ripartenza Lazio con Lisi, il seguito da Iturriaga, si ferma Lisi. Lusileia cerca Siclari, interviene Di Biase, Iturriaga, avanza Iturriaga, Lu chiude, si ferma, numero 10 Violi, Sergi, Iturriaga, Sergi, Iturriaga, quarta, Tati, Lu, Tati, De Angelis, è rimasta a terra Cacciola che si rialza come vuole la regola, in caso di infortunio del portiere si ferma il gioco. Pallone restituito tra gli applausi. Lusileia, Tati, De Angelis, Brandolini, Sergi, Lusileia ruba il pallone in aiuto di Tati, poi il pallone messo in mezzo, interviene Di Biase con la presa a terra, questa volta sicura, quarta in profondità per Iturriaga davanti al portiere, Iturriaga! Sale Iturriaga, 3-1, l'Olympus prova a riaprirla. Dimenticato Iturriaga dalla difesa della Lazio. De Angelis, Tati, Lisi, Tati, Corio, De Angelis, accelera De Angelis, cerca il gioco di prestigio, poi prova il tunnel su Iturriaga, cliente scomodo, commette anche fallo, anzi no, rimessa laterale. De Angelis passa il tempo, deve dare a Tati una pallaccia che controlla
magistralmente la numero 4, quindi Corio, Brandolini, De Angelis, Sergi, quarta, Sergi, Rovira Navarro, Iturriaga, Tati, De Angelis, Brandolini, De Angelis e Brandolini, Corio, Iturriaga ha cercato l'anticipo, Iturriaga, Sergi, scivola Sergi, controlla quarta, da Rovira Navarro, esce palla al piede Siclari che si lancia verso la porta avversaria, grande intervento di Sergi, rimessa per la Lazio, Siclari sul braccio di Sergi, calcio di punizione. Brandolini gioca corto, quarta, Sorvillo, fallo questa volta di quarta. Siclari, Sorvillo, Villani, Rovira Navarro se la porta in avanti, si ferma, Rovira cerca aiuto delle compagne, trova Iturriaga, se la suola in avanti, prova col sinistro, murata Iturriaga. Sorvillo va al volo. Cacciola. Iturriaga. Rovira, Sorvillo, deviazione che favorisce Cacciola, Corio, Siclari, scivola Brandolini, Iturriaga. Sorvillo ha preso coraggio l'Olympus dopo il gol di Sara Iturriaga. Brandolini, Siclari, Lusileia,
Sorvillo, Lu, Siclari, dentro per Tati, Tati verso la porta, poi Siclari mette in mezzo, grande intervento di Turiaga che prova a ripartire e dare a Sorvillo, si impegna Sorvillo, Lu copre la sfera che esce, Tati, Lusileia, Tati, Siclari, prova ad accentrarsi Siclari, fallo di Villani. È pronto ad andare Lu, appoggio di Lu, Siclari, Sorvillo, Lisi, gli passa davanti Rovino Navarro davanti al portiere, Cacciola la ipnotizza, era una grandissima occasione per l'Olympus. Sergi, Lu, Siclari, Tati, Siclari, Lisi, Tati, Villani, Sorvillo, Sergi, Lisi, Sergi, Sorvillo, Villani, Sergi, Iturriaga sulla schiena di Lusileia, Iturriaga, Iturriaga dentro, Cacciola sicura, ripartenza 2 contro 1 della Lazio, condotto da Lusileia, a sinistra c'è Lisi, intacciato di Lisi, Giulia Lisi, il gol dell'ex, un gol straordinario all'incrocio dei pali, 4-1 Lazio. Sergi, Iturriaga, Iturriaga spara il pallone in avanti, non trova nessuno, quarta, Violi, Lusileia, sempre Lusileia, Siclari per Lusileia davanti al portiere, Lu si ferma, Lusileia mette a sedere un'avversaria e poi viene contenuta Salemi. Davvero Lusileia fa paura quando accelera. Lu, Siclari, Salemi, accelera Salemi,
cerca una palla complicata che intercetta Lisi, che dà Sigari, velocità Sigari, bene nel controllo, bene anche Di Biase. Quindi Sara Iturriaga, l'Olympus un po' spaccata ora, sta cercando di rimontare le reti di svantaggio, gran gioco di prestigio di Iturriaga che dà per quarta di punta fuori. Iturriaga, Rovira Navarro, Iturriaga, deviazione, c'è angolo di nuovo per l'Olympus, il pallino è uscito. Iturriaga, di piettone Iturriaga, Cacciola col corpo. Cacciola, Corio, Tati, Sorvillo, Brandolini, Rovira Navarro, Sorvillo, pressione dell'Olympus, sempre Sorvillo per Rovira, Corio fa scorrere il pallone, Rovira, Iturriaga, quarta. Bella palla per Rovira e allora Tati spara via per non rischiare troppo. Credo che a breve arriverà un time out per le due squadre, forse più la Lazio che l'Olympus. Olympus che visto il 4-1 forse se lo tiene per il portiere di movimento, mancano 8 minuti e 10 secondi. Brandolini, Violi, quarta, Iturriaga, Corio contiene Sorvillo, Iturriaga, Corio, Tati, con un rimpallo rischia di andare in rete, Iturriaga, Rovira Navarro, colpo di spalla di Tati addirittura per Brandolini e allora esce palla al piede Sorvillo per quarta sul primo palo, comodamente Cacciola che va a lancio lungo in direzione di Corio, si impegna Corio, Rovira la attende e chiude. Sorvillo, Violi, rimane a terra Sorvillo, Violi, Rovira Navarro, Rovira! Tocco di Cacciola in angolo, forse il pallone sarebbe anche uscito. Pallone dentro, Violi fa buona guardia, centrale di altissimo livello, il numero 13.
Ha fatto una grande partita anche oggi, sempre in anticipo, letture difensive sempre giuste. Sergi, autogol, tocca di tacco Brandolini, 4-2, anche l'Olympus riesce a sfruttare gli errori degli avversari quando mancano 6 minuti e 30 secondi. Tati, Sergi, Villani deviato il suo destro da una compagna però. Cacciola, Lusileia, Villani, Sergi, Lusileia ruba il pallone, Lusileia atterrato da Sergi, ci sarà un cartellino credo, anzi no, il direttore di gara non lo estrae, fallo di esperienza per Sergi. Lusileia, Vallu spara alto, time out Olympus. Si riprende a giocare dopo il time out chiamato da Abati con Sergi che va da Iturriaga, lancio lungo per Villani. 5:43 al termine. Tati, fallo di Villani. Ora l'Olympus sta per andare in bonus, anzi va in bonus, è quinto fallo. De Angelis, Tati, De Angelis, Lu. Mercuri, Tati, Lu, De Angelis, Sergi, Iturriaga, Sorville, De Angelis, Lusileia, Tati, Lu, si accende Lusileia, perde il pallone ma Iturriaga 2 volte viene poi stesa per Mercuri, giallo anche per Mercuri credo, e sì, è arrivato il primo cartellino per le biancocelesti. Sergi, Iturriaga, Sergi, Iturriaga. Ecco il portiere di movimento, studiato in fase di time out, Rovira Navarro, Iturriaga, Sergi. Ci
sono tanti sinistri in campo per l'Olympus. Lancio lungo per Mercuri, tocca Villani, De Angelis, Iturriaga ruba palla, Sara Iturriaga, supera due avversari, poi Sorvillo mette fuori l'occasione che avrebbe riaperto la partita. Iturriaga, Cacciola, c'è la porta vuota, Sorvillo è intervenuta e c'è l'arbitro che ferma il gioco. Sorvillo ha rischiato il giallo per ostruzione e anche, attenzione, il possibile sesto fallo. Cacciola gioca lungo verso Lu, il controllo col ginocchio, Brandolini, Visuola, Lu, Sorvillo non affonda perché è già sul bonus dei falli l'Olympus. Lu ora dribbla tutti proprio in virtù del fatto che non possono mai entrare, perde però il pallone Iturriaga, ma Lisi è più rapida di lei. Tati, Lu, Tati, Brandolini, Lisi, Tati di petto, destro di Tati, Di Biase in due tempi. Sergi, Iturriaga, Brandolini, Tati, Lu, Tati, Brandolini, Lusileia, lungo per Tati, non la tiene in campo la numero 4, portiere di movimento nuovamente per l'Olympus. È una Lazio che forse dovrebbe rimanere in pressione, anzi no, rimane dietro la metà campo, scelta singolare. Sergi, Iturriaga, Rovira, Iturriaga, Sara Iturriaga, palla lunga, Lisi, Lusileia, cambio di passo di Lu, è uscito il pallone. Iturriaga, Villani, Iturriaga, Rovira, Iturriaga, Iturriaga libera il sinistro fuori, Cacciola, la porta sarebbe vuota, Tati, Iturriaga in anticipo, Iturriaga mette in mezzo, ci arriva Villani, ma ci arriva anche Cacciola. Iturriaga chiede il cambio di passo alle sue con un passaggio complicato. Cacciola lancia lungo Di Biase che era rientrata in gioco, può giocare con i piedi, porta vuota, Lisi! Giulia Lisi sentenzia la sua ex squadra, 5-2 Lazio.
Sergi, Iturriaga, Tati, porta vuota, Tati tira fuori, Lisileia, Tati, Villani ha rischiato tantissimo con questa spallata sulla numero 4. Lisi, Tati, Lu, Brandolini, carica il destro Brandolini e batte il portiere di movimento che era Rovino Navarro. 6-2 Lazio. Iturriaga, Tati, Sergi, Lisi, Brandolini, Collalti, Lisi, controllo di tacco di Lisi, fallo della numero 3. Sergi cerca Sorvillo, Cacciola gliela porta via addirittura il proprio difensore. 18 secondi al termine. Angolo forte dentro che non trova nessuno. Collalti, Iturriaga, di sola per Sergi, Iturriaga, e termina qui il match. La Lazio vince al Pala Olgiata per 6-2 sull'Olympus Olgiata.